Ciao ragazzi, eccoci per un nuovo video esplicativo, questa volta su questo particolare scudo, che è uno scudo egizio, utilizzato e poi rappresentato in diverse iconografie del periodo, soprattutto per quanto riguarda la battaglia di Kadesh di circa il 1200 e il conflitto tra egiziani e popoli del mare. Se il video vi interessa mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividetelo. Come officina di ricostruzione storica con realizzazione di spade e altri armamenti in bronzo, abbiamo inoltre deciso di ampliare l'offerta nella riproduzione degli scudi. Riproduciamo scudi di ogni periodo e forma e soprattutto realizziamo anche le pitture a decoro di questi scudi. In questo caso non le potete vedere, spero in un prossimo video di potervi far vedere questo tipo di lavoro realizzato sopra uno scudo romano di fine impero. Parliamo però di questo ragazzaccio. Questo è il tipico scudo rappresentato nei templi, ad esempio di Medinet Abu o di Luxor, di scudo egiziano da fanteria. È non eccessivamente grande, infatti potete vedere metà della mia persona, circa 70 cm, presenta questo disco metallico praticamente nella parte alta, una bordatura lungo tutto il perimetro e uno scudo realizzato da una tavola piatta di legno, di assi di legno tra loro sovrapposte e poi incrociate, e soprattutto è uno scudo estremamente semplice, versatile, fatto per armare grandi quantità di persone in poco tempo apparentemente dal tipo di realizzazione che posso vedere. E la cosa particolare, ha una maniglia verticale. La maniglia verticale è uno strumento utile quando lo scudo vuole essere un oggetto abbastanza passivo. Perché? Perché non può essere utilizzato per colpire l'avversario. Cioè, in uno scudo di questo tipo sarebbe stato più utile realizzare una maniglia in orizzontale, quindi per poter impugnare lo scudo a questo modo e colpire. Lo scudo invece sembra pensato per essere tenuto esattamente in questo modo, quindi verticalmente, per proteggere la persona, che con l'altra mano, infatti, come raffigurano le iconografie, utilizzava un'arma per combattere. Lo scudo era utilizzato ovviamente come strumento puramente passivo, perché non sembra ravvisabile un uso attivo di questo strumento. E praticamente la cosa interessante è che nelle raffigurazioni egizie si vede che qua veniva posta un'altra arma, quindi tutta la mano veniva infilata dentro lo scudo in questo modo e poteva essere trasportato facilmente, impugnando allo stesso tempo una lancia o un giavellotto. Poi lo scudo veniva sfilato, ma probabilmente il giavellotto veniva tirato e veniva tenuto in questo modo. Ponendo il fronte a copertura della persona era possibile sporgersi lateralmente per utilizzare l'arma e allo stesso tempo difendere la persona. La cosa interessante di questo scudo è che le gambe comunque rimangono scoperte, ma è una cosa abbastanza normale in quasi tutti gli scudi dell'antichità di eserciti abbastanza mobili e con fanti abbastanza attivi. Le gambe sono una parte naturalmente difficile da coprire interamente con lo scudo, per cui si preferiva realizzare uno scudo più piccolo ma che potesse essere tenuto lontano dal corpo, per quindi impedire all'avversario di utilizzare l'arma verso i piedi. Non sarebbe semplicemente arrivata a coprire la misura relativa alla posizione dei piedi dell'avversario che si voleva colpire. Altra cosa interessante di questo scudo è la realizzazione, molto semplice, una copertura di cuoio con questo disco metallico praticamente nella parte superiore, quasi al centro, una bordatura perimetrale, e sul retro si vede chiaramente come fosse stato lasciato libero con il legno in evidenza, e questa maniglia verticale di cui abbiamo già parlato. Uno scudo abbastanza facile da realizzare, probabilmente pensato per armare in fretta un esercito. La cosa che colpisce un po' la forma, con questa sorta di forma di porta, diciamo, è lo scopo per cui proprio questa forma in particolare era probabilmente scelta, penso fosse per la sua facilità e versatilità.
uno scudo con questo tipo di copertura, insomma la rotondità di un classico scudo circolare che quindi permette di dare colpi al lato in entrambi i lati, sia a sinistra che a destra, ma che al tempo stesso si prolunga verticalmente a coprire la silhouette della persona, quindi la figura, permettendo quindi anche di correre agevolmente. Effettivamente in questo modo potete vedere che l'unica cosa che risulta scoperta è la testa, per cui si era previsto una sorta di copricapo, in alcuni casi anche un elmo, ed effettivamente questo scudo è progettato e pensato per essere molto semplice e versatile allo stesso tempo. Spero che il video vi sia piaciuto, un caro saluto, a presto, ciao!